Buongiorno e ben ritrovati, buon inizio di settimana, buon lunedì a tutti voi telespettatori di Focus TG, la prima edizione del nostro telegiornale con l'eco ancora forte di quanto accaduto ieri pomeriggio ad Albettone, il comune del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio, l'assalto dei ladri alla casa di famiglia del consigliere, la sorella minacciata con il coltello e il messaggio poi dello stesso Gio Formaggio, sconvolto da quanto accaduto, ha detto siamo armati. Lo dicevamo nel pomeriggio di ieri i fatti, allora ripartiamo da qui con il servizio di Christian Arboit. Hanno minacciato mia sorella, sono venuti a rubare da mio fratello, hanno sbagliato famiglia. Se fino adesso siamo stati buoni, adesso non ce n'è più per nessuno. Non voglio più avere rispetto e tolleranza per questi bastardi che si approfittano della gente. È durissima la reazione del consigliere regionale Gio Formaggio, subito accorso a casa della sorella, rapinata da una banda di ladri. È il primo pomeriggio, sono circa le 13 ad Albettone, quando 4 uomini a volto coperto entrano nell'abitazione. Poco prima la donna si era insospettita vedendo un'auto parcheggiata nelle vicinanze e si era messa in allerta. Con lei, i familiari, tutto si sarebbe consumato in pochi attimi, con i delinquenti che una volta in casa hanno trafugato 500 euro in contanti e gioielli. A sorprenderli un altro fratello con la donna che reagisce rincorrendoli per strada. Le grida, la concitazione, poi l'inseguimento non sono passati inosservati. La sorella di Formaggio, che vedete vestita di bianco, a un certo punto viene anche affrontata da uno dei ladri in fuga che tenta di minacciarla con un cacciavite. Si tratterebbe di 4 soggetti di origine nordafricana, indagano le forze dell'ordine, mentre dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, già sindaco battagliero proprio di Albettone, parte un messaggio inequivocabile. Qua abita mia madre, abita mio fratello, mia sorella e non possono permettersi di venire nella mia famiglia, a minacciare la mia famiglia, a venire a rubare nella mia famiglia. Siamo armati e glielo faremo vedere. Queste dunque le frasi molto forti di Gio Formaggio. Fra poco ci collegheremo ad Albettone per capire con Daniele Garbin quali sono le impressioni in queste ore, nella giornata di oggi a mente fredda, e poi se ci sono novità sulle indagini per l'assalto alla villa di casa Formaggio ad Albettone. C'è un'altra notizia di cronaca che riguarda invece una violenza in casa. L'obiettivo di un uomo, un giovane che è stato arrestato, era la madre. Maltrattava l'anziana madre da anni. L'incubo familiare si è concluso quando la polizia ha arrestato il figlio 52enne pluripregiudicato nel quartiere Eguizza a Padova. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio, era stato ammonito dal questore nel 2022 e più volte sottoposto a misure di allontanamento, misure mai rispettate. Nonostante i divieti, infatti, continuava a fare ritorno a casa e infliggere violenze psicologiche e fisiche alla madre. Il culmine lo scorso 24 settembre, quando la donna ha dovuto chiamare il 113 per ben 2 volte nella stessa giornata, spiegando di essere stata colpita con un pugno alla testa e costretta a rifugiarsi in una stanza mentre il figlio tentava di sfondare la porta. A seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova, il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile che hanno rintracciato il 52enne e lo hanno trasferito nel carcere Due Palazzi a Padova. E poi l'omicidio di via Castelmenardo a Treviso con la chiusura delle indagini è stato uno dei fatti che ha sconvolto di più il capoluogo della Marca. Voglio che ci sia un confronto con la Procura, un confronto importante perché adesso siamo in possesso di tutti gli atti, ma soprattutto solleciterò anche la Procura dei maggiorenni, quindi la Procura di Treviso, così come ho fatto avanti al giudice dei minori, a valutare la opportunità, io ritengo la necessità, di una nuova perizia medico-legale. Chiuse le indagini, la linea della difesa pare chiara per attribuire le singole responsabilità in un'inchiesta con una decina di indagati. Occorre stabilire con assoluta precisione l'esatta concatenazione di eventi che ha portato al decesso di Francesco Favaretto, il 22enne trevigiano morto nel tragico agguato di via Castelmenardo nel dicembre dell'anno scorso. Insomma, verificare ulteriormente il nesso tra causa ed effetto. In realtà le colluttazioni sono state due, una prima fase da dove
Il povero Favaretto è uscito in piedi, è uscito dinamico, è uscito reattivo, tanto da litigare ulteriormente con coloro che lo avevano aggredito nella prima fase, ma soprattutto con coloro che poi successivamente hanno inferto il colpo al collo che ha determinato lo stramazzare al suolo di Favaretto praticamente esanime. L'avvocato trevigiano Fabio Crea assiste 2 dei giovani alla sbarra, uno maggiorenne e l'altro minorenne di 15 anni appena. Per quest'ultimo la richiesta di un accertamento medico-legale è stata già accolta dal giudice dell'udienza preliminare. L'inchiesta però procede su 2 binari paralleli, giustizia minorile da un lato, ordinaria dall'altro. Quanto al maggiorenne, Crea intende chiedere al più presto un interrogatorio. Credo che l'ipotesi più probabile, se le ragioni medico-legali dovessero essere collimanti con le nostre ipotesi, sarà quella di una responsabilità per un caso di rapina. Una qualificazione completamente diversa. Allora torniamo ad Albettone. Abbiamo visto in apertura il servizio e anche le frasi forti di ieri di Gio Formaggio, che è proprio in diretta con Daniele Garbina ad Albettone, per capire un po' intanto com'è la sensazione oggi a 24 ore circa da quanto accaduto, e anche se ci sono novità per quanto riguarda le indagini. Daniele. Sì, Nicola, buongiorno ai telespettatori. Lo giriamo proprio la domanda direttamente agli interessati. Gio Formaggio, con me, buongiorno, e la sindaca Francesca Rigato, che è venuta in questo momento. Proprio anche noi abbiamo cercato di capire la situazione. Avete visto il servizio? Ecco, subito, il giorno dopo, ci sono novità per quanto riguarda le indagini? No, non ci sono ancora novità, però ho grande fiducia nell'Arma dei Carabinieri. Sono stati qua fino a ieri sera tardi e spero che presto questi delinquenti vengano assicurati alla giustizia. Vengono assicurati alla giustizia perché è dura. Allora, solidarietà a tutti quelli che hanno subito furti, sono in tanti, eccetera. Però sto giro hanno toccato la mia famiglia. Allora, c'è la fiocca di un bambino di 1 mese, non c'era mia mamma per fortuna, e hanno puntato un cacciavite alla gola di mia sorella. Hanno toccato la famiglia sbagliata, mi dispiace, ma non resteremo fermi. Allora mi dicono: ma Gio, devi stare buono. No, quando toccano la tua famiglia uno non può stare buono, mi dispiace. Grazie Giovanni Del Sindaco. Intanto poi torniamo soprattutto anche per capire qual è il sentiment di questa mattina. Abbiamo sentito anche le voci dei residenti, insomma c'è preoccupazione, in qualche modo ci si pone il problema di come reagire, se reagire. Applaudono alla signora che ha reagito, ma probabilmente per qualcuno è stata anche una mossa istintiva. Come comportarsi, Sindaco? È il terzo episodio. Esatto, è il terzo episodio che riguarda qui la frazione di Dovertino. Chiaramente la preoccupazione nei cittadini è tanta, però io invito alla calma, nel senso che giustamente, come diceva il consigliere Formaggio prima, purtroppo quando toccano in prima persona la famiglia ti viene da reagire, però io invito alla calma, nel senso che purtroppo come sindaco non ho degli strumenti concreti per garantire ai miei cittadini la sicurezza, però al contempo dico attenzione, non lasciamoci vincere da un sentimento che vada poi a metterci nei guai noi che siamo i cittadini dalla parte buona, consentitemi. Quindi ecco, da parte nostra cercheremo di attivarci anche magari con gli altri sindaci per cercare di chiedere più presenza delle forze dell'ordine, ma purtroppo sappiamo i problemi di personale che ci sono e quindi mi rendo conto che come sindaco non sto dando in questo momento delle certezze ai miei cittadini. L'unica cosa che posso fare è esprimere solidarietà a chi ovviamente ha subito il furto, ma invito comunque alla calma, ecco. Ecco, diciamo che questo episodio è l'ennesimo a pochi giorni proprio anche pone il tema della legittima difesa, vero Gio? Si parlava della grazia l'altro giorno concessa alla guardia giurata Zen e in questo modo lei stessa aveva un applauso con Stacchio, il benzinaio di Nanto, per aver reagito. Lei cosa pensa riguardo a questo punto, visto che ci si sente indifesi, no? Abbiamo festeggiato 3 giorni fa la grazia di Zen e siamo in un paese dove uno che difende il territorio va in carcere. Questi bastardi, se vengono presi, fanno neanche una giornata, vengono denunciati per direttissima. È veramente una cosa che grida vendetta. Ma ripeto, quello che mi preoccupa, e ho già informato anche gli organi del partito, eccetera,
che è il grido che viene da questi territori e che viene dai cittadini per bene. Sono allo stremo e prima o dopo ci scappa il morto, perché chiunque ha un'arma a casa è pronto ad usarla. Cioè, io voglio che questa gente qua abbia il terrore di andare nelle nostre abitazioni, perché prima o dopo vengono ammazzati e non mi dispiace neanche. Ecco, per il momento, per esempio, abbiamo sentito anche Zancan, sempre di Nanto, la questione del detenere una pistola e poi dell'usarla, paradossalmente rischia 8 anni di carcere. Questo è anche un problema nel sapersi poi muovere, no? Sì, ho sentito Robertino stamattina e anche su questa cosa qua, un comando che assalta e gli distrugge l'azienda e andiamo a perdere del tempo per vedere se ha preso su invece che la pistola nell'azienda, va a prendere la pistola da casa, con cosa doveva arrivare là? Con la fionda? Certo. Cioè, siamo veramente, c'è tanto da fare, nel senso, un plauso al governo Meloni che ha cambiato le leggi sulla giustizia, ha dato più potere anche alle forze dell'ordine, però dobbiamo lavorare ancora di più, perché purtroppo, che piaccia o non piaccia, queste persone qua erano stranieri, di pelle scura e siamo completamente invasi. Allora, ben vengano gli africani che vengono qua a lavorare e si comportano bene, nessun problema, però abbiamo una quantità enorme di balordi e criminali, dobbiamo chiudere i confini e cominciare a pulire, perché se non lo fa il governo, cominceranno a farlo i cittadini. Senta, prima di chiudere, lei ha chiamato sua sorella anche oggi, come sta? Ma tra poco torna a casa, è andata a lavorare e sta bene, nel senso è un Rottweiler, la ragazza è molto, molto forte, nel senso, ma infatti ieri sera ci siamo trovati noi 4 fratelli con mia madre, che è un po' la matriarca della famiglia, e addirittura ci ha detto facciamo una importante donazione. Appena i carabinieri prenderanno questi bastardi, noi come famiglia faremo un'importante donazione all'associazione che dà una mano alle vittime, ai carabinieri e alle forze dell'ordine. Quindi mia mamma ha detto mettiamoci una taglia sopra, la giriamo in stampatello e ecco. Allora Nicola, se non ci sono domande in questo momento dall'Overtino, ti chiediamo. Solo una cosa. Sì. Volevo chiedere 2 cose, quello che ha detto adesso, cioè è concreta l'ipotesi di una taglia, primo, secondo, quando lui dice non staremo fermi, cosa intende? Politicamente o in altro verso? Sì, allora chiedeva dallo studio Nicola Zanetti, la questione della taglia, ha detto che non è esattamente una taglia ma è una ricompensa all'indomani, insomma, eventualmente, certo. Quindi non è una taglia. No, nel senso, mia mamma ha detto così e mia mamma può dire giustamente quello che vuole. Io condivido anche quello che ha detto mia mamma, perché non mi permetterei mai di sindacare su quello che dice mia madre. Faremo un'importante donazione all'associazione delle vittime delle forze dell'ordine, perché mi sento di ringraziarle. Anche ieri sono arrivati tempestivamente, sono stati qua, hanno fatto tutto quello. Stamattina mi hanno chiamato, mi hanno detto che stanno già collaborando con altri furti, perché sembra che la stessa macchina sia quella che siano quelli che hanno fatto i furti a Longare la notte prima, e quindi le forze dell'ordine ci sono e vanno ringraziate e applaudite sempre. Prima di chiudere, secondo episodio, lei diceva non stiamo qui con le mani in mano, tradotto, pensa anche delle azioni politiche o cos'altro, cosa ha in mente? Beh, le azioni politiche, insomma, conosco tutti e chiamerò tutti e porterò all'attenzione tutto il partito da Giorgia Meloni in giù, perché veramente questo è un grido che viene dalla gente per bene e, ripeto, hanno fatto tanto ma bisogna fare ancora di più. Ecco, altre iniziative che avete in mente? State elaborando qualche reazione anche? Altre iniziative meglio che non le dica, perché il sindaco di Albettone, oltre a essere il mio sindaco, è anche il mio avvocato, e siccome mi ha già tenuto fuori dal carcere qualche volta è meglio che la finiamo qua. Va bene, parli con lei. Ecco, va bene. Nicola, sentiamo il sindaco, se invece dimmi se ha altre domande da fare. No, va bene così, è chiaro insomma che non è solo una questione politica, quello staremo a vedere, però insomma no. Diciamo che sono cose che poi valuterà lo stesso Gio Formaggio. Grazie a Daniele Garbina, ovviamente a Gio Formaggio e alla sindaca
di Albettone. Vedremo cosa accadrà anche a livello... Ecco, no, solo per chiarire che ovviamente... Sì, no, dica pure. Va bene, grazie Nicola. No, ecco. voleva dire qualcosa? No, sembra lei diceva le forze... no, nel senso che giustamente questa volta è capitato alla famiglia del consigliere Formaggio, quindi magari l'attenzione è stata più ampia. Questo per dire che le forze dell'ordine sono state attente, partecipative subito e sono arrivate immediatamente anche in tutti gli altri casi. Questo per dire che l'attenzione in questo caso abbiamo la fortuna che è andata più sui mezzi di comunicazione, perché è toccato, passatemi il termine, ad un pezzo grosso, ma la medesima attenzione dobbiamo averla anche per tutti gli altri casi. Questo insomma ci tengo a sottolinearlo chiaramente. Va bene, grazie Sindaco, intanto buon lavoro, intanto sicuramente, grazie a Gio Formaggio. Grazie a voi. Ecco, da Lovertino Albettone è tutto, restituisco la linea. Grazie a Daniele Garbin. Noi andiamo invece adesso a Pederobba, ma è una vicenda che riguarda sia la Marca Trevigiana che il Vicentino, quindi restiamo anche nel territorio del Vicentino. Torniamo a parlare della tragedia avvenuta ieri tardo pomeriggio a Pederobba con un 27enne morto in moto, 27enne di San Vito di Leguzzano nel Vicentino, travolto da un'auto proprio nella zona dove si trova ora Edi Caliman con Nicoletta Rizzetto. Buongiorno. Nicola, buongiorno a te, ai telespettatori. Ci troviamo esattamente dove ci siamo lasciati ieri sera nel telegiornale di Treviso di Antenna 3. Eravamo qui sul posto, io e Simone Merlo, sulla strada Feltrina a Pederobba. La zona è quella del cementificio Rossi, subito dopo la pericolosa curva che adesso Nicoletta sta inquadrando. Noi ovviamente per il collegamento ci siamo messi in sicurezza. È esattamente il luogo dove ieri intorno alle 16:30 è avvenuto il tragico schianto frontale tra un'auto e una moto guidata da un giovane 28enne che dietro di sé aveva anche una ragazza di 22 anni attualmente ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello, e non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto. Il ragazzo è stato sbalzato a circa 15 metri dalla sua due ruote. E Nicola, se sei d'accordo, dicendoti che innanzitutto è unanime e profondo il cordoglio della comunità non solo di Tiene, da dove era originario il ragazzo, ma anche delle zone limitrofe dove lui viveva. In queste zone abbiamo visto poi un via vai di persone che si sono recate poco fa nel luogo dell'incidente, probabilmente per mettere dei fiori nel luogo. Poi ovviamente andremo più vicino per accertarci insomma di che cosa hanno fatto queste persone, probabilmente dei familiari sul luogo dell'incidente, dove appunto il 28enne Alessandro Munerato ha perso la vita. E Nicola, se sei d'accordo, ai telespettatori farei vedere la ricostruzione di quanto accaduto ieri pomeriggio di Francesca Bozza, poi riprendiamo la linea. Questo quello che rimane della moto e della Golf dopo il tragico schianto di ieri pomeriggio lungo la Feltrina all'altezza di Pederobba. Uno scontro frontale costato la vita ad Alessandro Munerato, 27 anni, vicentino di San Vito di Leguzzano. Lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Treviso la ragazza di 22 anni che viaggiava con lui. La tragedia si è consumata intorno alle 16:30, da quanto ricostruito dai carabinieri, anche ascoltando le testimonianze di altri automobilisti e motociclisti che stavano procedendo in quel momento. Il conducente dell'auto, un uomo di Montebelluna, avrebbe perso il controllo del mezzo, forse per un malore, invadendo la corsia opposta proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo la moto di Munerato. L'impatto è stato violentissimo, la due ruote ha impattato sul cofano dell'auto sfondando il parabrezza. Il 27enne e la ragazza sono finiti a terra. Quando i soccorsi sono arrivati, per Alessandro non c'era più nulla da fare. Gravi le condizioni della 22enne trasportata al Cafoncello. La coppia stava rientrando da una gita nel Bellunese, una giornata in allegria terminata nel modo più drammatico. Pesanti le ripercussioni al traffico, con la strada chiusa per permettere i rilievi di legge e la rimozione dei mezzi, con la formazione di lunghe code fino a tarda sera. E torna il tema della pericolosità della strada Feltrina, pericolosità data soprattutto, come puoi anche vedere, siamo in diretta io e Nicoletta Rizzetto, proprio dal lato della strada, dalla velocità con cui questa strada è percorsa. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo alla guida della Golf che ha impattato frontalmente contro la moto dei due ragazzi, alla base ci sarebbe un colpo di sonno, un'invasione importante di corsia che, come possiamo vedere anche dalle
immagini ha ridotto la moto in pezzi, sostanzialmente, così come lo era la macchina. Illeso il conducente della Volkswagen, e torna appunto, come dicevo, la necessità di mettere in sicurezza questa strada molto molto percorsa durante le giornate. Siamo qui non solo per dare testimonianza di quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio qui a Pederobba, ma anche per ricordare quanto successo appena un giorno e mezzo fa. Era sabato sera, quando un'auto a Castelfranco Veneto è uscita di strada dopo un inseguimento con la pattuglia dei carabinieri, un mancato stop all'alt della pattuglia che stava vigilando in via Cervano, una strada secondaria. Alla guida un 37enne con obbligo di firma in Toscana, ha perso la vita per le ferite gravi riportate dalla carambola che ha fatto l'auto, che è andata ad impattare sradicando completamente un pioppo che si trovava al bordo della strada, una curva che non è stata presa, l'alta velocità. Il bilancio è di un ragazzo di 27 anni con 3 figli, deceduto, di origine Sinti, il servizio. Sul luogo dello schianto quello che resta è il terreno sfregiato dal tracciato dell'auto. Un boato tremendo, poco dopo le 18, sentito dai residenti delle case vicine che popolano via Cervana Sant'Andrea oltre il Muson. Il 37enne alla guida della Ford Fusion senza patente, cugino della vittima, aggravato da precedenti penali per lesioni, residente a Lucca, aveva l'obbligo di firma in questura, dove non si presentava da 3 giorni. In corso le indagini dei carabinieri per accertare non solo la dinamica dell'accaduto, ma anche le motivazioni che hanno portato i due a sfrecciare ad alta velocità in una strada secondaria. Velocità che ha fatto perdere il controllo dell'auto e provocato lo schianto fatale per il 27enne Simone Stepic. Sono ancora molti i nodi da sciogliere sulla vicenda. Entrambi i pluripregiudicati, provenienti da una famiglia di origine rom e di tradizione giostraia, il 37enne, rimasto gravemente ferito dallo schianto incastrato tra le lamiere, potrebbe essere ora indagato con l'accusa di omicidio stradale, oltre che per non essersi fermato all'alte dei militari dell'arma e fuggito ad alta velocità. Inizialmente era trapelata l'informazione, poi rivelatasi infondata, che i due stessero scappando dalla pattuglia perché reduci da un furto. Più probabile la pista della gara di velocità con un'altra auto. Tutto al momento resta da appurare. I militari dell'arma stanno infatti scandagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per accertare la dinamica dell'accaduto. Sul posto, subito dopo lo schianto, un'operatrice sociosanitaria che abita poco distante. Da subito la situazione l'abbiamo vista che non era delle migliori. Il ragazzo, uno, era stato sbalzato fuori dall'auto e perdeva parecchio sangue dal collo, però era vigile, nel senso che ci ha detto come si chiamava, si riusciva anche a interagire, si parlava. Mentre poi, quando ho fatto il giro della macchina e sono andata a tastare il polso dell'altro, si era capito subito, insomma, che era morto. Lui inizialmente ha cominciato a dire che aveva molto caldo e noi abbiamo cercato di tranquillizzarlo, poi dal caldo è passato al freddo perché appunto il sangue le stava uscendo abbondante, e poi che era stanco, voleva dormire, e noi abbiamo cercato di tenerlo vigile, insomma, proprio per cercare di non perderlo. È arrivata l'ambulanza e allora un po' ci siamo suddivisi i compiti. Allora il tecnico, radiologo, aveva la flebo in mano perché c'è stata subito la necessità di idratarlo perché aveva perso parecchio sangue. Io invece sono stata al di là della borsa e passavo il materiale che mi chiedeva l'infermiere che aveva bisogno. Sono rimasta molto male, infatti fino all'ultimo ho sperato che la macchina fosse rubata perché c'erano delle scarpette dei bambini e delle piccole bamboline, ho capito che avevano figli a casa, ho sperato che la macchina fosse stata rubata. Invece la macchina apparteneva a Simone Stepic, 27enne deceduto. Resta quindi da capire perché il cugino 37enne fosse qui e non in Toscana e perché stesse guidando lui nonostante la patente revocata. L'uomo, 10 anni fa a Lucca, era stato arrestato per maltrattamenti sulla compagna allora incinta. Trasportato d'urgenza al Canfoncello in elisoccorso, le sue condizioni sono in miglioramento, ma la prognosi resta riservata.
Così dunque da Castelfranco notizie che arrivano in questi minuti dal Tribunale, sono stati depositati gli atti in procura. Secondo quanto emerso sono state visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza non solo della zona ma anche quella installata nell'auto della pattuglia dei carabinieri che era in servizio in quel momento. Non ci sarebbe nessun'altra auto coinvolta, quindi viene scartata anche l'ipotesi di una gara di velocità come inizialmente sembrava trapelare, e quindi probabilmente la fuga è dovuta proprio al fatto che l'uomo che guidava senza patente, il 37enne originario di Lucca, non poteva essere in questo territorio, non poteva uscire non solo da Lucca ma nemmeno dalla Toscana e quindi essere in Veneto a Castelfranco. E Nicola, se sei d'accordo io ti lascerei la linea allo studio con l'ultimo servizio che racconta chi era invece il giovane 27enne padre di 3 figli che ha perso la vita in questo tragico incidente. Piccolino mi fa adesso vado madre, adesso chi mi porta a scuola che non c'è più. È la domanda di un bimbo che ha compreso che non rivedrà più suo padre. Nella casa di Castelfranco, nella zona industriale, a pochi passi dai binari della ferrovia, c'è una famiglia in lutto. Simone Stepic, 27 anni, padre di 3 figli, era seduto sul sedile del passeggero al momento del tremendo schianto che gli è costato la vita. Secondo le prime ricostruzioni, le testimonianze di chi, per primo, è giunto sul posto, il giovane sarebbe morto sul colpo. A parlare dell'accaduto anche il sindaco Stefano Marcon, che conosceva la famiglia perché è assistita dai servizi sociali. Sono veramente triste in questi momenti perché avevo incontrato Simone e la sua famiglia la settimana scorsa. Avevamo tracciato un percorso di rientro nella legalità, un percorso che potesse dare la possibilità all'amministrazione comunale di essere a fianco di questa famiglia, dei suoi bambini piccoli. Mi aveva detto che lunedì cominciava a lavorare e ora oggi rimane rammarico. Avevo dato fiducia a questa famiglia e rimane rammarico di una vita persa, ed è stata persa perché non si sono fermati all'alta dei carabinieri. Se fossero fermati all'alta dei carabinieri ora non saremmo qui a piangere una vittima e avere una situazione di una famiglia con bambini piccoli che oggi non hanno più papà. Chiusi nel silenzio i genitori del 27enne, a parlare gli zii che raccontano il dolore dell'intera comunità e soprattutto dei genitori che faticano a parlare anche con i loro parenti, familiari che per tutto il giorno hanno fatto la spola tra il luogo dell'incidente e la casa del ragazzo per porgere loro le condoglianze e realizzare insieme quanto accaduto. Così dunque la vicenda di Castelfranco e la novità dunque di questa ipotesi della gara tra auto che viene smentita dalla procura. Andiamo a Padova adesso con un'altra vicenda che fa discutere, la vicenda di un 19enne studente che è stato preso a manganellate dopo una lite banale per strada. Il suo aggressore è stato denunciato, ci dice tutto Chiara Gaiani, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo davanti alla scuola dove è accaduto questo fatto davvero terribile. Stava arrivando proprio qui dove frequenta un corso serale un 19enne di Piazzola sul Brenta quando una lite per banali motivi stradali iniziata a pochi centinaia di metri da qui è sfociata davvero in un episodio di violenza drammatico e scioccante. Una volta che il giovane aveva parcheggiato per entrare a scuola, frequenta appunto un corso serale, è stato raggiunto dal suo aggressore che lo ha prima spintonato per poi iniziare a colpirlo a manganellate che lo hanno raggiunto almeno 3 sulla testa e poi in altre varie parti del corpo per poi lasciarlo sanguinante a terra davanti agli occhi di docenti e di compagni di scuola. Il giovane è stato immediatamente soccorso.
soccorso, è stato accompagnato in ospedale, in pronto soccorso gli hanno per fortuna nessun trauma cranico, ma ha una sutura, una tempia con 15 punti, ovviamente botte su varie parti del corpo. È iniziata subito un'indagine della polizia che ha rintracciato il suo aggressore grazie alle testimonianze avute proprio nell'immediatezza dei fatti e poi alla denuncia che è stata presentata dal 19enne. Si tratta di un 20enne moldavo che è stato denunciato per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Nel 2025 questo giovane, questo 20enne, aveva avuto un'altra denuncia proprio per fatti simili. Era successo nel mese di marzo, un episodio accaduto davanti alla scuola. Noi abbiamo incontrato il dirigente scolastico Giuseppe Turetta, che peraltro si è sincerato delle condizioni del suo studente, quindi vi lasciamo all'intervista che abbiamo raccolto con il collega Federico Cibotto, poi la linea può tornare allo studio. C'è un'aggressione poco prima dell'inizio del corso serale della vostra scuola, davvero insomma dei minuti terribili. Sì, ci ha letteralmente scioccato che questa aggressione sia avvenuta appunto davanti all'istituto scolastico, preciso fuori della pertinenza dell'istituto scolastico. La scuola deve essere un ambiente inclusivo, accogliente, e quindi questi accadimenti ci hanno fatto ragionare e ci hanno fatto diciamo sentire che tutto questo fa parte di un malessere di una società che deve essere sensibilizzato dalla parte degli studenti e soprattutto deve essere interiorizzato. Come sta il ragazzo? Allora, il ragazzo, l'abbiamo sentito, per adesso insomma ovviamente porta qualche danno fisico, ma credo che il danno interiore sia sicuramente superiore, e la scuola farà di tutto con dei percorsi diciamo ad hoc per cercare di venire incontro e mitigare quelli che possono essere gli eventuali traumi, sia lui ma anche ai compagni di scuola che hanno assistito a questo increscioso incidente. Questo dunque la testimonianza del dirigente scolastico. Noi ci separiamo velocemente per la pubblicità, ripartiamo dal lavoro, c'è ancora molto da raccontarvi. Dovremo tornare anche sul caso di Beatrice Venezzi, direttrice o direttore musicale della Fenice nominata, che però ha provocato tutte le proteste che sapete. Ed è una protesta che ovviamente si collega anche con la politica. Torneremo fra pochissimo a parlare, ma poi c'è la crisi economica che colpisce i territori, e allora ripartiremo dai dati inquietanti dell'autunno che attende la Marca trevigiana. Il numero che mi preoccupa di più è quello nel mondo del lavoro delle crisi aperte, perché sono 1200 lavoratori e lavoratrici che si troveranno in difficoltà, che non avranno un posto di lavoro e che rischiamo che domani entrino nel meccanismo degli ammortizzatori sociali. Nella Marca sono 1200 i posti di lavoro a rischio distribuiti nei settori maggiormente in crisi: meccanica, legno, tessile e moda. È il dato più significativo emerso nella giornata che ha portato la CGIL in piazza Indipendenza. Un modo diverso per raccontare ai cittadini quella che è l'attività del sindacato all'interno delle aziende, ma anche con i suoi servizi. Dalle consulenze sulle pensioni alle compilazioni delle dichiarazioni dei redditi, 71.000 gli utenti che si sono rivolti al CAF, alle consulenze per i lavoratori che hanno redditi all'estero anche in termini di criptovalute. Non solo perché si sono trasferiti all'estero, ma anche perché hanno abitazioni, immobili, oppure perché investono, e quindi è chiaro che ci vuole molta professionalità, perché non sono i classici redditi del lavoro dipendente o di pensione. 78.000 invece le pratiche evase dagli sportelli del patronato Inca, metà di queste per informazioni sulla pensione, a dimostrare la voglia di godersi meritato riposo dopo anni di lavoro, ma anche la preoccupazione dei cittadini alla luce delle continue modifiche relative ai requisiti per il pensionamento. 35.000 e più persone si sono rivolte ai nostri sportelli del patronato Inca della CGIL di Treviso per fare una verifica contributiva, una consulenza previdenziale, con l'obiettivo appunto di andare in pensione, di verificare se nella
nella propria carriera e nella storia lavorativa e contributiva, insomma tutto è in ordine. Tanti altri temi portati in piazza, dall'ambiente alla sanità, dalla sicurezza sul lavoro. Nei primi 7 mesi del 2025 sono stati 42.000 in Veneto gli infortuni, con 63 vittime, di cui 9 nella Marca. Alla questione della pace, illustrata ai piedi del monumento della Teresona da una fumettista. Noi dobbiamo affrontare la questione della pace, dobbiamo tentare di risolverla, perché ad oggi la guerra non è la soluzione a quelli che sono i molti problemi che esistono oggi. L'incontro di ieri in Regione sancisce il fatto della chiusura della LICUM. Noi come parte sindacale siamo stati molto risoluti sul fatto che secondo noi sono necessari i minimi di legge, quindi una cassa integrazione più lunga dei soli 3 mesi che attualmente propone l'azienda e una minima incentivazione all'esodo. Se da un lato l'incontro in Regione ha confermato l'epilogo, dall'altro almeno le posizioni sembrano chiare e su questo si concentra ora la trattativa. 97 i lavoratori in ballo tra Oderzo e Ponte di Piave che si occupano di lavorazioni su materie plastiche, con le parti sociali che guardano al fondo tedesco Accursia Capital, proprietario dell'impresa fino al 30 luglio scorso, data in cui l'ICUM è stata ceduta alla neocostituita società rumena Fast Effective Solution. Siamo in attesa venerdì prossimo dell'incontro, nel frattempo i lavoratori continueranno con la fase di mobilitazione fino a venerdì che ci vediamo in Regione. Auspichiamo che il fondo Accursia dia i soldi all'azienda. Per una crisi aperta ce n'è un'altra che sembra andare in archivio, è quella di Berco, l'azienda castellana che con i suoi 145 dipendenti ha vissuto mesi difficilissimi. Ospite a Castelfranco Veneto, dove prima ha incontrato l'amministrazione e poi inaugurato la nuova sede di Fratelli d'Italia, il ministro Adolfo Urso ha confermato i piani dell'esecutivo. E in tal caso siamo in contatto con aziende importanti e significative come Leonardo e non solo, una diversificazione produttiva che possa rivolgersi a quello che è naturalmente un comparto in crescita, che è l'industria della difesa. Urso, che nelle ore successive a Padova è tornato sulla crisi profonda dell'automotive, in particolare sul passaggio di Iveco a Tata Motors, gigante indiano, una rivoluzione per il comparto che potrebbe avere ripercussioni su tutta la filiera, anche a nord-est. In questo caso ho già detto che noi, a differenza loro, eserciteremo il diritto e il dovere della Golden Power per garantire che gli investimenti continui nel nostro Paese e che ci sia un piano industriale assertivo e volitivo che garantisca anche gli occupati. Siamo rientrati dunque in diretta con il tema del lavoro, ombre e luci ovviamente per quanto riguarda le prossime settimane. C'è una polemica che riguarda non un posto di lavoro ma una nomina ed è una polemica che si intreccia con la politica ormai da giorni, da una settimana esatta, perché la notizia della nomina di Beatrice Venezia, direttore musicale o direttrice musicale della Fenice, era proprio venuta lunedì scorso. Non sono mancate ovviamente le polemiche. Allora, prima di andare in diretta da Anna Maria Parisi, proprio davanti al Teatro La Fenice, per gli ultimi aggiornamenti, rivediamo quanto aveva detto proprio al microfono di Anna Maria Parisi il sovrintendente della Fenice, della Fondazione Fenice Colabianchi, sabato, a poche ore dalla protesta che poi è stata messa in atto con quel volantinaggio clamoroso. Un Colabianchi che ovviamente è finito nel mirino delle polemiche. Sentiamo cosa diceva Colabianchi sabato. Lei ha avuto modo di parlare, immagino, con la maestra Venezi, e qual è lo stato d'animo della stessa? Facilmente intuibile, la cosa è, non è piacevole sentirsi biasimare così anche ingiustamente dai social, da tutta questa attenzione che va al di là di quello che è giusto e corretto. Clima sempre più teso tra le mura della Fenice, il peso delle contestazioni sembra ora farsi sentire proprio sulla diretta interessata. La direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi ha accolto con amarezza e scoraggiamento le critiche che dentro e fuori dal teatro stanno accompagnando la sua nomina direttrice musicale. Così dal racconto del sovrintendente Nicola Colabianchi. A blindare la nomina interviene anche il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Enoch Soranzo. Parla di attacchi strumentali e rivendica la legittimità della scelta.
Sulla nomina, penso che dobbiamo andare avanti, noi pensiamo che ci sia da lavorare, il resto lo rispettiamo, lo ascoltiamo, siamo attenti a tutto, rispettiamo tutti, però abbiamo anche il dovere di procedere. Sulla vicenda interviene anche il deputato Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Per meriti, per capacità è stata una scelta in un ruolo importante a Venezia, aggiunge. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, invita a non esasperare i toni, lasciando spazio a un percorso di reciproca conoscenza. Si potrebbe anche ragionare su un percorso di conoscenza reciproca, poi c'è sempre qualcuno che sa sempre tutto. Io dico, parliamoci, adesso io sicuramente mi siederò anche con loro. Ma la polemica non accenna a spegnersi. Non ci sarà dunque un passo indietro, la Venezia resterà? Per quello che mi riguarda sì, nel senso che la Venezia è una scelta ponderata, riflettuta, considerata e secondo me è una scelta ottima. Queste dunque le parole di Colabianchi, poi qualche ora dopo si è manifestata, e lo vediamo nelle immagini, la protesta che era programmata, quindi il volantinaggio davanti alla Fenice, vediamo le immagini e poi il volantinaggio, appunto i volantini che sono stati lanciati dai loggioni sulla platea con questi applausi anche alla Fenice. Una protesta dunque clamorosa che va avanti, e la nostra Anna Maria Parisi è di nuovo con Marco Trentin, che avevamo anche sabato in diretta, per capire come procede la protesta, la mobilitazione, anche con l'aggiornamento delle parole del padre di Beatrice Venezzi, che alla stampa ha detto: contro di lei c'è una piccola casta. Buongiorno Anna Maria. Sì, Nicola, la protesta, come accennavi tu da studio, continua, anzi con toni veramente molto accesi, ma ce ne parla nel dettaglio maggiormente, nuovamente con noi, che ringrazio per questo, Marco Trentin del sindacato provinciale dello spettacolo, quindi della FIALS. Marco, buongiorno nuovamente. Buongiorno. Dunque, alla luce delle manifestazioni che avete messo in atto come musicisti dell'orchestra del Teatro La Fenice, lei ne è parte come violoncellista sia nella serata di ieri che in quella di sabato, e alla luce di quanto oggi il papà di Beatrice Venezzi dice nei vostri confronti, Gabriele Venezzi, cosa risponde alle critiche nel momento in cui vi apostrofa come casta che ha timore di perdere i propri privilegi? Ma questo è l'ennesimo attacco nei confronti della nostra categoria da parte di qualcuno che, non avendo argomenti nel merito da controbattere, cerca di buttarla in cacciara politica. Ah, proprio così stringatissimo. Allora, senta Marco, quindi avrete certamente avuto contatti con il Ministero o con la Sovrintendenza dopo le vostre mobilitazioni, immagino? No, a tutt'oggi non vi è stato alcun contatto. Le uniche cose che abbiamo saputo e letto, le dichiarazioni del sovrintendente appunto nei giornali o nei vari media. Ci aspetteremo una convocazione, anche perché noi abbiamo inviato uno stato di agitazione che prevede l'inizio delle procedure di raffreddamento, che però hanno un termine di 3 giorni, dopodiché non si possono più fare. Sarebbe anche interessante incontrare il sindaco, che è il presidente del consiglio del presidente della fondazione, anche per capire lui cosa pensa lui, qual è la sua posizione, e per chiarire anche la polemica quel fantomatico consiglio di indirizzo che si sarebbe svolto e all'unanimità avrebbe approvato la nomina della signora Venezzi, perché sembra che qualcuno si sia tirato indietro da questa versione. Qualcuno chi? Ma è venuto sui social un consigliere di amministrazione ha scritto quindi un social pubblico, ha scritto, che è anche riportato da varie testate, che sostanzialmente non c'è mai stato un consiglio di indirizzo che abbia approvato, ma che la decisione è stata, come peraltro le norme lo consentono, è stata una decisione presa esclusivamente dal sovrintendente.
Ecco, e quindi quali competenze dovrebbe avere a vostro avviso che mancano alla direttrice Venezzi? Ma guardi, il Teatro La Fenice è uno dei teatri più importanti al mondo e celebrato nel mondo. E abbiamo qui in Fenice sono passati i più grandi direttori della storia e nell'ultimo decennio abbiamo collaborato intensamente con il maestro Chung, che è uno dei più grandi direttori del mondo, che adesso infatti è stato nominato direttore musicale alla Scala, che è il teatro più importante al mondo. E quindi crediamo che quello sia il livello da cui partire per nominare un direttore musicale, ruolo importantissimo in un teatro d'opera. E noi per anni abbiamo chiesto che venisse nominato un direttore principale, perché è fondamentale ed è un valore aggiunto per un teatro, per la sua orchestra, per le sue masse artistiche, per tutti i lavoratori e le lavoratrici. Però ecco, dobbiamo partire da quel livello, perché è quello che si meritiamo noi, la città e il mondo intero. Senta, brevemente, Trentin, cosa direbbe a Beatrice Venezzi, scusate, se ne avesse l'opportunità e se fosse proprio in una tu per tu con lei? Guardi in camera e faccia finta che ci sia proprio lei, magari ci sta guardando, anzi certamente. No, io auguro il meglio alla signora Venezzi per il suo lavoro e per la sua vita. Non ho niente da dirle perché è una persona matura e quindi sa benissimo, credo che sappia benissimo com'è la situazione. Forse le consiglierei di stare un po' fuori dalla politica e concentrarsi sul suo mestiere, che è un mestiere meraviglioso. Allora, brevemente, scusate questo passaggio, ma questa è una rosa. È vero che lei sarebbe disposto a portarla alla direttrice Venezzi, ma anche per, come dire, scusarsi del fatto che continua a chiamarla signora e non maestra? Ma guardi, assolutamente sì, ripeto, nei confronti della signora o maestra o maestro come volete voi, non c'è assolutamente niente di personale, anzi ammiro e stimo il lavoro che fa. Ma questo è un altro discorso, ribadisco, a livello personale non c'è nulla contro di lei, quindi le regalo così attraverso la telecamera questa rosa e le auguro il meglio. Anna Maria, Nicola, se non hai domande da studio ti restituisco la linea solo con una cosa, la Anna parte Maria. Tecnica di Volevo Sandro chiederti, Conchio. vediamo se mi sente, Anna Maria. Sente? No, ok, va bene, allora glielo chiederò. Sì, ci siamo, Nicola. Ecco, no, volevo solo dirti questo, al di là della rosa, che comunque è un bel gesto, volevo chiedere se confermano il picchetto, avevo letto, ma magari mi smentisce, il picchetto previsto mercoledì quando Beatrice Venezzi dovrebbe essere ospite al Festival delle Idee a Mestre, anche se potrebbe essere che poi non si presenti, anche forse per le polemiche. È previsto comunque il picchetto? Sì, dunque mi chiede da studio Nicola Zanetti, Trentin, se è previsto da parte vostra un picchetto a Mestre mercoledì prossimo, 1° ottobre, laddove Beatrice Venezzi dovrebbe essere a Mestre al Festival delle Idee la sera. Da parte nostra non è previsto alcun picchetto, personalmente credo che non sia il caso perché, ripeto, non è una battaglia contro la persona, perché non abbiamo nulla contro la signora Venezzi, quindi fare un picchetto dove c'è lei sarebbe veramente scortese e poco opportuno per quel che mi riguarda e ci riguarda. Quindi direi di no, insomma, faremo altre azioni più avanti nel corso della stagione, insomma. Perché comunque si tratta di una mobilitazione a questo punto permanente, da quanto ci dice. Certamente la mobilitazione è permanente, come abbiamo scritto, stato di agitazione permanente fino a che non si troverà una soluzione, qualcuno voglia parlare con noi e trovare una soluzione. Nicola. Grazie mille, grazie davvero Anna Maria Parisi e grazie anche a Marco Trentin per averci aspettato. Dunque,
non ci saranno contestazioni mercoledì. È prevista la presenza di Beatrice Venezia Mestre al Festival delle Idee, ma la mobilitazione continua e c'è anche questa offerta di questo rosa che abbiamo visto proprio in diretta. Restiamo a Venezia per parlare di contributo d'accesso. C'è una proposta di Ugo Bergamo della lista civica Venezia è tua. Ugo Bergamo, avvocato ed ex sindaco di Venezia, che propone di utilizzare gli introiti del contributo d'accesso per rendere gratuito il trasporto pubblico ai veneziani. Trasporto pubblico gratuito per tutti i residenti di Venezia è questa una delle tante proposte centrali della lista civica Venezia è tua, che ha presentato il proprio programma in una conferenza stampa a Piazzale Roma in vista delle prossime elezioni amministrative nel marzo del 2026. L'idea è quella di finanziare la misura attraverso gli introiti del contributo d'accesso, che così cambierebbe nome, diventando Sostieni Venezia, trasformando una tassa contestata e dibattuta in un beneficio concreto per tutta la città e i residenti. Venezia è in uno stato di degrado assoluto, spopolata, priva della sua vitalità. Venezia è tua dice ai veneziani, ai mestrini: riprendetevi la città, siete stati espropriati, la città è più insicura. E l'esodo si è arrestato, ma lo spopolamento è continuato. Non c'è nessuna politica attiva per riportare abitanti a Venezia. Noi abbiamo un piano casa di 5.000 alloggi nei prossimi 5 anni, recuperati la residenza stabile. A guidare la lista civica è l'avvocato Ugo Bergamo, già sindaco della città, che non si candida ma punta a riportare i temi della vivibilità e del diritto alla mobilità al centro di un dibattito elettorale. Tra le proposte anche interventi sulla residenzialità, il sostegno al commercio locale e una nuova visione per Venezia del futuro. Anche voi avete appoggiato la candidatura? Non solo, io ho chiesto personalmente a Brugnaro di candidarsi quando era presidente di Confindustria Venezia, però non mi aspettavo di trovare in Brugnaro una persona che cancellava completamente il confronto e il dialogo, faceva diventare il comune come una cosa propria, e questa la principale crisi. Torniamo nell'Alta Padovana, torniamo a Cittadella, torniamo nel Padovano con la cronaca, con un furto sacrilego che fa discutere a Cittadella. L'ha seguito per noi Mirko Cavallin. Buongiorno da Cittadella, siamo all'esterno del convento dei frati minori francescani, una comunità molto importante per la città murata, che nei giorni scorsi è stata colpita da un furto molto spiacevole. Un piccolo dipinto grandezza di un foglio A3 realizzato da uno dei frati, padre Carlo Rinaldin, che tra l'altro è deceduto alcune settimane fa, è stato sottratto da una mano ignota. La comunicazione è stata data alla comunità in occasione delle messe festive di questa domenica ed è un dispiacere forte, soprattutto per il valore affettivo di quest'opera più che per il valore materiale. Un'opera che rappresentava attraverso alcune scene, alcune formelle, gli elementi principali del Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi, fondatore dell'ordine, di cui tra pochi giorni, sabato 4, ricorre la festa, la solennità, e del quale quest'anno si ricordano proprio gli 800 anni dalla scrittura, dalla composizione del celeberrimo Cantico delle Creature. L'opera era nella camera di padre Carlo, l'autore del disegno, e dopo la sua morte il padre custode ha deciso di spostarla nella zona dei confessionali che si trova all'interno della chiesa alle mie spalle. Era lì proprio per dare un ulteriore segno ai devoti che si accostavano al sacramento della riconciliazione. Una mano ignota nei giorni scorsi, in orario di apertura della chiesa, ha pensato di sottrarre quest'opera. Da quello che abbiamo saputo dai frati non è stata sporta denuncia, rimane certo una grande amarezza per la comunità dei frati, ma anche per tutte le persone, i fedeli che frequentano il convento per tanti motivi. Un
dispiacere forte per questa comunità proprio nei giorni in cui il Cantico delle Creature e il suo autore San Francesco viene ricordato. Da Cittadella è tutto, a voi la linea. E noi ci rifermiamo qualche istante per la pubblicità, ripartiremo parlando di scuole. Gran parte dei posti li abbiamo restituiti, compresi per esempio quelli del sostegno alla primaria, dove adesso saranno le scuole, sono le scuole insomma a dover chiamare i docenti. Rimane, ma questo è un problema diciamo ormai di anni, ma non tipico della provincia di Treviso, ma in generale, di avere pochi docenti specializzati nel sostegno, ma non è, diciamo, non è qualcosa imputabile a Treviso o qualche altra provincia, ma è un po' il sistema che dovrebbe forse formarne di più. Avvio dell'anno scolastico senza troppi intoppi. Il caos degli scorsi anni riguardante cattedre vuote ancora da assegnare ai docenti, programmi che così partivano a rilento e alunni costretti a uscite anticipate o supplenze, la prova a settembre quest'anno sembra superata. A restare vuoti però sono ancora i posti degli insegnanti di sostegno. Nel Trevigiano la mancanza di personale specializzato ad oggi si attesta intorno al centinaio di insegnanti. Nelle primarie già alcune scuole sono arrivate a chiamare da interpelli, quindi magari succede che da interpello i docenti non abbiano la specializzazione. Una mancanza cronica, quella degli insegnanti di sostegno adeguatamente formati dalle università. La formazione sulla specializzazione di sostegno la fanno in capo alle università, per cui dipende anche dai posti che le università mettono a disposizione per la formazione. Siamo rientrati dunque in diretta parlando di scuole con uno sguardo sul Trevigiano e poi c'è la polemica a Bassano, serve un cambio di passo sulle scuole, lo aveva detto il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia rivolgendosi direttamente al sindaco Nicola Finco, ecco la sua risposta. Le scuole rimangono oggetto del dibattito politico cittadino. Mentre le elezioni proseguono regolarmente nelle sedi vecchie e nuove, era rimasta in sospeso la richiesta che Fratelli d'Italia, tramite il coordinatore Nicola Giangregorio, aveva fatto senza giri di parole all'amministrazione di Nicola Finco. È arrivato il momento di cominciare a guardare l'edilizia scolastica sotto un altro punto di vista, che non è solamente quello di così intervenire a spot cercando di sistemare comunque delle scuole che hanno una media qui a Bassano di almeno 55 anni. Una richiesta di cambio di passo alla quale il primo cittadino risponde così. Il cambio di passo c'è stato fin dal primo giorno del mio insediamento, in quanto rispetto al passato ho fatto il tavolo per il riordino scolastico, mettendo assieme tutti ovviamente gli attori che hanno interesse sul mondo della scuola. Ho fatto un controllo su tutte le scuole, e tanto è vero che abbiamo stanziato quasi 90.000 euro in somma urgenza per fare una serie di interventi e il prossimo anno andremo anche a fare delle opere importanti e inoltre stiamo andando avanti con la progettazione della nuova Canova a sud di Bassano per un investimento di quasi 10 milioni di euro. Quindi il tema della scuola è sempre stato tra i primi punti della mia azione amministrativa e lo stiamo dimostrando con i fatti. Entrando nel dettaglio del dibattito, alla proposta di Fratelli d'Italia di rivedere la geografia scolastica cittadina demolendo la Bellavitis, il sindaco risponde conti alla mano. Nella Bellavitis negli ultimi anni sono stati investiti quasi 800.000 euro e la scuola è sostanzialmente una scuola a posto che ha avuto tutta una serie di interventi e quindi oggi pensare di demolirla insomma non mi sembrerebbe la soluzione ottimale. Possiamo ragionare magari di un ampliamento, possiamo ragionare sul futuro di quell'edificio, ma pensare a demolire un edificio dove abbiamo appena speso 800.000 euro di questi tempi insomma forse non è la migliore delle ipotesi. E intanto sempre a Bassano il centrodestra, proprio con Finco ma non solo, fa quadrato dopo le polemiche proprio per l'assenza del sindaco alle cerimonie di commemorazione dei martiri dell'eccidio del Grappa. Giù le mani da Nicola Finco, a dirlo prendendo posizione dopo le polemiche per l'assenza del sindaco di Bassano nel giorno delle commemorazioni dell'eccidio del Grappa sono le forze politiche che sostengono la maggioranza cittadina. A difesa di Finco arrivano infatti la Lega di Bassano per voce del segretario Andrea Viero e i compagni di viaggio di Fratelli d'Italia, rappresentati da Gianluca Pietrosante e dal consigliere regionale Gio Formaggio. È proprio Viero a sottolineare la presenza del vice sindaco Mariano Scotton della Giunta e dei consiglieri all'importante cerimonia.
Dispiace che un momento così significativo per la nostra comunità venga utilizzato ancora una volta per alimentare divisioni strumentali che nulla hanno a che vedere con il rispetto della memoria. Chi insiste nel parlare di assenza ingiustificata sa bene che se il sindaco non ha potuto partecipare a una cerimonia tanto importante è per motivi personali e come tali meritano rispetto. La riservatezza non è mancanza di rispetto, è senso della misura. Il valore della memoria si onora anche con la sobrietà dei gesti e con il lavoro quotidiano. La Giunta continuerà a farlo unita con serietà e coerenza. Pietrosanta e Formaggio invece ricordano la presenza e i discorsi di Finco alla cerimonia dell'anno scorso e alle celebrazioni del 25 aprile e rimandano le polemiche al mittente accusando il centro-sinistra bassanese di voler politicizzare la vicenda. E come sempre il consigliere regionale non le manda a dire. Stiano tranquilli il PD, la sinistra, i comunisti di Bassano, che quando il sindaco Nicola Finco avrà bisogno di farsi dettare l'agenda politica glielo farà sapere, ma fino a quel momento non vadano in escandescenza. C'è un'altra polemica a Bassano, è quella dell'antenna del Tempio Ossario, cittadini sul piede di guerra e domani si va in assemblea. Il cantiere è recintato e gli operai non sono al lavoro solo perché è un sabato mattina. Ma l'antenna di piazza Paolo VI, a 2 passi dal salotto buono cittadino, arriverà in tempi piuttosto rapidi. La chiamano già il terzo campanile del Tempio Ossario, ma il sorriso dopo la battuta è tirato e le facce sono quelle di chi sa che la partita è quasi alle battute finali. Ma loro, i residenti di via 11 febbraio e della zona circostante, non hanno intenzione di mollare neppure di un centimetro. Quello che noi come gruppo di cittadini qui interessati da questo obbrobrio che dovrebbero costruire è chiedere di spostare semplicemente la localizzazione di questa antenna in un'altra zona. I residenti avvertono: tutti sanno benissimo l'importanza delle antenne nel mondo connesso di oggi, ma sono convinti che si potesse fare qualcosa di più per non veder sorgere quella struttura nel bel mezzo della piazzetta delle Poste. Non siamo contro la tecnologia, non siamo contro il 5G, non siamo contro le reti, le antenne o le compagnie telefoniche, però posizionare un traliccio di 30 metri a pochi metri da un ossario, da una casa di riposo, da un asilo, eccetera, credo che forse meriterebbe un po' più di attenzione e una riflessione un po' più approfondita. La proposta è già sul tavolo, i residenti sono convinti che ci sia ancora spazio di manovra. Le zone o gli spazi dove poter eventualmente piantare una seconda o un'altra antenna ci sono e non sono poi tanto distanti da qua. L'area del centro giovanile, dove c'è la zona del campo da calcio, eccetera, sono tutte zone che potrebbero essere deputate a questo nuovo impianto e magari se ci fosse anche il comune a mediare su questa cosa con i privati non sarebbe una brutta cosa. Martedì ci sarà una riunione per discutere ancora del progetto. L'appuntamento, molto sentito dalla popolazione, è fissato alle 20:30 al Pirani Cremona nell'ambito dell'assemblea del quartiere centro storico. All'incontro parteciperanno i residenti di via 11 febbraio ed ecco che cosa chiederanno. Una cosa molto semplice, nessuno di noi vuole togliere l'antenna o non vuole l'antenna, è semplicemente spostarla di pochi metri in una zona che non diventi uno scempio del genere. Qui deturpa tutta la struttura, l'architettura, l'area a fianco al Tempio Ossario, che sappiamo che significato ha per la nostra città e non solo. Pertanto non chiediamo di togliere l'antenna, ma semplicemente di spostarla. Parliamo di ambiente dunque e parliamo di Contarina, torniamo nel Trevigiano perché dopo il biometano si pensa già alla bioraffineria. Entrano 73.000 tonnellate di rifiuto tra umido e vegetale, produciamo 20.000 tonnellate di compost, 4 milioni di standard metri cubi di metano prodotto, metano che viene in parte liquefatto e in parte viene immesso in rete. Questi i numeri dell'impianto Contarina di Trevignano che recupera energia e fertilizzanti dai rifiuti organici. Numeri presentati a sindaci e assessori convocati per l'inaugurazione ufficiale della struttura ultimata con un costo complessivo di 20 milioni di euro. E numeri raccontati anche a tanti cittadini che partecipano all'iniziativa Porte Aperte di questo fine settimana giunto alla 14ª edizione. Una visita guidata per capire dove finiscono i rifiuti ma anche i
soldi delle bollette. Perché ritengo sia interessante capire dove vanno i nostri rifiuti. L'importante è che la tariffa sia proporzionata. Dovremmo ringraziare la Contarina che finalmente avevamo i fosti, l'ambiente abbastanza pulito. Un'iniziativa nata per combattere la disinformazione. Ed è giusto che la gente veda cosa succede realmente, la vulgata, come diceva Franco, tanto dopo butta tutto insieme, deve finire, ma deve finire toccando il percorso appunto dei rifiuti. Così come la convinzione che se Contarina vende il materiale della raccolta differenziata dovrebbe azzerare le tariffe. La gestione con la produzione del biometano non paga completamente i costi di gestione, che sono evidentemente importanti perché c'è tanta tecnologia. Ma allora perché l'avete fatto? Perché se non l'avessimo fatto dovremmo portare tutto questo materiale in discarica, cosa che non si potrebbe più fare, o all'incenerimento, e ci costerebbe molto ma molto di più. Trevignano non si ferma qui, Trevignano sta adesso diventando un polo per un passo successivo, la bioraffineria. E dopo l'impianto per il metano, Contarina riparte per un altro traguardo. Produrrà dei polimeri, cioè delle plastiche, che poi verranno utilizzate dal mercato per fare sacchetti, bottiglie o giocattoli, tutto quello che viene prodotto con le bioplastiche già attualmente. Direttore che risponde a chi critica Contarina perché si occupa anche di illuminazione, giardini, telecamere, cimiteri. Contarina è la società dei comuni, quello che i comuni chiedono, Contarina si attrezza per farlo, ha delle esperienze, le mette a disposizione dei comuni, quindi i comuni sono i proprietari di Contarina, i comuni chiedono i servizi a Contarina e Contarina risponde. E intanto a Piazzala sul Brenta si è parlato proprio di biometano nel giorno del Festival del Biometano. Energie alternative, benefici veri e presunte criticità. Parte da qui la giornata di convegni e forum all'interno del Festival del Biometano promosso da Femogas e sostenuto da Lega Ambiente, giunto alla terza edizione. Nella sala della filatura di Piazzola sul Brenta, amministratori, esperti del settore, ambientalisti, imprenditori si sono confrontati sul come sfruttare al meglio, nel rispetto dei parametri di sicurezza e di tutela del territorio, progetti legati alle energie biosostenibili. Il nostro territorio di forte vocazione agricola trova nel biometano un futuro, la possibilità di continuare ad operare in modo corretto nel rispetto dell'ambiente e nel rispetto anche di un'economia. Chiaramente l'amministrazione deve avere la capacità di poter comprendere se i progetti che vengono presentati sono fatti bene o fatti male. Puntualizzo il fatto bene e fatto male perché è proprio la discriminante di questo problema. Non sempre le amministrazioni hanno le capacità, però hanno il dovere di doversi informare e di fornire tutti gli elementi ai propri cittadini per poter garantire che un impianto fatto bene è accettabile per il territorio. Fondamentale approfittare di momenti come questo per sviluppare quella rete di dialogo, di confronto e soprattutto una rete di supporto reciproco tra quella che è il mondo imprenditoriale e il mondo delle istituzioni che hanno il dovere di sostenere iniziative aziendali, iniziative imprenditoriali come questa. Il biometano, se gestito correttamente, offre infinite possibilità, come ci spiega il presidente nazionale di Lega Ambiente. È una soluzione vincente perché permette di risolvere tanti problemi, permette di risolvere la gestione dei rifiuti organici della raccolta differenziata, quella degli scarti agricoli, quello dei reflui zootecnici, produce un gas rinnovabile e ci permette di essere meno dipendenti dai paesi da cui importiamo gas, permette di produrre un digestato che garantisce una nuova fertilità ai terreni agricoli. Sono impianti industriali, certo. Credo che la soluzione dell'Unione sia raccontare che cosa vuol dire fare un impianto di produzione di biometano, tirando via dalla discussione le tante fake news che circolano su questa soluzione. Un altro settore dell'economia importante del Veneto non è solo quello ambientale ma anche quello del turismo termale e le città termali si riuniscono in assemblea per il futuro del comparto. Montegrotto Terme per 3 giorni, capitale delle città storiche termali europee, nell'ambito dell'Assemblea che riunisce 52 città in 19 diversi paesi. ECTA, il nome dell'associazione presieduta dal 2023 dal sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandello.
Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è che le istituzioni riconoscano il grandissimo patrimonio termale europeo, un patrimonio che è medico, un patrimonio che è legato alla salute dell'uomo, che è legato al patrimonio architettonico, archeologico, un patrimonio molto variegato a livello europeo. Città termali insieme per fare rete, scambiare buone pratiche, confrontare progetti. La città belga di Spa racconta il valore delle terme legate al patrimonio architettonico e storico. Marcos Danas, vicepresidente greco di ECTA, il rapporto tra il turismo termale e quello balneare. Vive uno stretto rapporto con la vicina Barcellona il vicepresidente spagnolo Isidre Pineda, sindaco di Caldes de Montbui. Credo che la chiave per migliorare il sistema termale risieda in una collaborazione forte e duratura tra il settore pubblico e lo privato. Superando la sfiducia reciproca, siamo sulla stessa barca, basandosi su una visione condivisa di turismo sostenibile. La nostra è un'associazione con le porte aperte, noi puntiamo a fare una sana lobby europea e a scambiare le migliori pratiche che noi strutturiamo anche col resto del mondo. La sanità adesso con un intervento record all'ospedale dell'Angelo a Mestre, durato ben 7 ore, è stata ricostruita la lingua di un'infermiera trentenne con i lembi del suo braccio. L'intervento deciso dopo che era stato diagnosticato una forma tumorale alla lingua, nella sala operatoria è durato 7 ore e mezza, ripristinati eloquio, gusto, movimento e sensibilità. La paziente, un'infermiera che durante gli studi prima di ammalarsi aveva seguito in sala operatoria uguali interventi di asportazione e ricostruzione della lingua e così si è affidata al direttore di otorinolaringoiatria di Mestre e Venezia, dottor Doriano Politi, al collega di chirurgia plastica Eugenio Fraccalanza. Sembra un miracolo, dicono i due medici, invece è l'ultima frontiera della medicina, ma il percorso per arrivarci è sfidante e in salita. Dunque la giovane infermiera sarda di origine, 19 anni, si era trasferita in Veneto per diventare un'infermiera e ha potuto quindi vedere ricostruita la sua lingua con lembi del suo braccio, ed è un caso, una vicenda che aveva seguito in prima persona anche come infermiere. Sono stati ripristinati l'eloquio, il gusto, il movimento e la sensibilità. Questo dunque l'intervento record all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Adesso invece andiamo a vedere come si è concluso ieri a Montebelluna il raduno sezionale delle Penne Nere trevigiane. È una città orgogliosamente alpina, quella che abbraccia le Penne Nere della Marca. In migliaia si sono riversati in città per il gran finale del raduno sezionale organizzato dai gruppi di Biadene e Montebelluna. Un lungo viaggio fatto di eventi e tante iniziative tra passato e presente, storia e solidarietà. Un modo anche per celebrare il centenario dell'ossario di Santa Lucia, il più piccolo sacrario militare d'Italia. Giorni d'impegno, come sottolinea il presidente dell'ANA di Treviso, Franco Giacomini. La cosa che voglio fare è soprattutto ringraziare chi ha organizzato, quindi i due gruppi, i capigruppo e i loro collaboratori, perché è stato un esempio di lavoro di squadra e come sempre quando le forze si uniscono i risultati sono sempre ottimali. Voglio esprimere veramente il mio profondo ringraziamento al gruppo Alpini di Biadene, al gruppo Alpini di Montebelluna, a tutti coloro i quali hanno organizzato questa manifestazione, alla sezione di Treviso, non dimenticando anche il lavoro di cesello compiuto dai cerimonieri. Viva l'Italia, viva gli alpini, siamo qui, alpini esempi di solidarietà che siano di esempio anche oggi per la nostra comunità montebellunese. Orgoglio sì, ma anche operatività. Tante le fasce tricolori che hanno accompagnato il corteo a dimostrare l'alleanza quotidiana tra enti e alpini. Da parte della Regione Veneto un ringraziamento a tutti gli alpini per ciò che rappresentano, ma soprattutto per il grande lavoro che fanno sul territorio, perché ricordiamoci che molta protezione civile è gestita dai nostri alpini. Quando c'è bisogno gli alpini rispondono sempre presenti e in queste occasioni l'invito che faccio è alla cittadinanza di scendere in strada ad applaudire e a ringraziare le Penne Nere, perché dobbiamo sempre pensare cosa sarebbero le nostre città, le nostre comunità senza alpini, ma per fortuna ce li abbiamo, teniamoceli stretti e ringraziamoli.
A Sernaglia della Battaglia invece è inaugurata l'associazione I Luoghi di Zanzotto. L'uomo che non è importante solo per il suo contributo letterario e poetico, ma anche per la capacità di farci riflettere sui temi grandi del nostro tempo. Dal delirio del clima al progresso scorsoio. Oggi più che mai le opere del celebre poeta Andrea Zanzotto offrono uno sguardo lucido e attento alle difficoltà e ai problemi della società contemporanea. Nato a Pieve di Soligo, ha vissuto i tanti luoghi che caratterizzano il nostro territorio trevigiano e non solo, motivo per cui dai comuni di Pieve e di Sernaglia della Battaglia è nata la volontà di istituire un'associazione a suo nome. L'associazione I Luoghi di Zanzotto è stata creata per poter gestire tutte le attività che verranno promosse nel territorio per quello che è l'eredità che ci ha lasciato. È stato scelto Sernaglia come sede perché la sua amicizia con Giocondo Pilonetto è stata fondamentale anche per il suo passato di scrittore e poeta. E proprio all'angolo con via Roma è stata inaugurata la sede dell'associazione, un tempo osteria frequentata da artisti, scrittori, poeti e letterati, luogo di incontro e scambio che oggi torna a riavere il ruolo che ha avuto nel tempo. È un progetto, quello del Parco Letterario Andrea Zanzotto, inserito nella rete di parchi letterari nazionali, che vuole essere aperto al territorio e a tutti i comuni che vogliono aderirvi. È un'associazione pubblico-privata che abbiamo pensato di istituire per portare avanti quella che è la figura di Andrea Zanzotto, la sua poetica, farlo conoscere alle nuove generazioni. Dedicare un'attenzione permanente nel territorio e nel Veneto alla figura di Zanzotto come sismografo, grande coscienza identitaria di questo territorio. Era una manifestazione sospesa durante il Covid ed è tornata, una manifestazione che ha coinvolto oltre 150 anziani ospiti nelle case di riposo dell'area iberica. Parliamo delle Olimpiadi degli anziani. Anziani in gioco, il ritorno è la 15ª edizione della manifestazione organizzata nella casa di riposo Simeonato Soattini, che ha visto sfidarsi le squadre di 8 IPAP dei Colli Iberici, coinvolte le 2 strutture di Barbarano Mossano e quelle di Sossano, Orgiano, Lonigo, Meledo, Camisano e Montegallo. È un modo per fare squadra sia all'interno della struttura tra gli ospiti e i dipendenti e tra dipendenti, ospiti e familiari, sia tra le strutture. Inoltre viene coinvolto anche il territorio perché nell'organizzazione della manifestazione vengono chiamate ad operare la Proloco, gli alpini, le associazioni di volontariato dei giovani, che creano così una sinergia che va a creare un clima di festa e di collaborazione. Le Olimpiadi degli anziani sono nate nel territorio iberico nel 2009 per far trascorrere una giornata diversa di festa agli ospiti, mescolando divertimento e agonismo. Un appuntamento molto atteso a cui le squadre si preparano tutto l'anno. La manifestazione è stata sospesa, l'ultima edizione è stata fatta nel 2019, poi a seguito del Covid non è più stata fatta e riprende appunto adesso. L'allenamento ai giochi aiuta i nostri ospiti a socializzare, a migliorare la qualità della vita, stimolando mente e corpo e rallentando così il decadimento cognitivo. Vengono interessate sia le aree sociali che le aree riabilitative dei nostri servizi per far trascorrere una giornata diversa all'insegna del divertimento e della sana competizione agli utenti delle case di riposo, che hanno ancora molto da dare sia a livello sociale e soprattutto a livello emotivo, sia per l'esperienza ai giovani del territorio. Un Palaverde sold out, torniamo nel Trevigiano, il Palaverde di Villorba sold out per una delle tappe della tournée della leggendaria Loredana Bertè.
Iconica, irriverente, dolce e potente. Una serata da tutto esaurito al Palaverde di Villorba per il concerto di Loredana Bertè. Le nuove canzoni, ma anche il repertorio che ormai è già storia della musica italiana. Da Il mare d'inverno ha dedicato, la potenza e l'energia arriva anche dal pubblico che accompagna la leggenda della musica italiana. Un tempo sospesa per aver indossato una minigonna, ora ne fa la sua bandiera. Immancabile, in calza nera e capelli blu legati, emozione al Palaverde e tutta Treviso. La musica rock di Loredana Bertè alla stagione concertistica sempre a Treviso al Teatro Mare del Monaco. Ha riempito il teatro la festa barocca che ha aperto la stagione concertistica 2025-2026 del Monaco di Treviso. Protagonista l'Orchestra Barocca di Venezia, fondata nel 1997 dal trevigiano Andrea Marcon. Primo evento in collaborazione con Antica Vox, un grande ritorno della musica barocca e quindi una festa barocca. Un grande ritorno in città anche di Andrea Marcon, del grandissimo maestro Andrea Marcon, trevigiano, una delle tante eccellenze importanti a Treviso, che parlandoci prima e scambiandoci due idee, era 15 anni che non suonava in questo teatro, quindi è una cosa importante. Stagione concertistica capace di intercettare tutti i gusti, dal momento che spazierà dal repertorio sinfonico a quello cameristico, dal recital al concerto solistico, passando per repertori più moderni, colonne sonore dei film, ma anche jazz e gospel. Una stagione di concerti che si dispiegheranno nell'arco di tutto il 25 e 26 fino a maggio. 11 esattamente sono i concerti, un ritorno quindi importante anche della musica barocca per offrire ai nostri spettatori trevigiani e non solo un'offerta culturale sempre più ampia che la stagione vuole offrire. Ovviamente c'è una stretta sinergia tra il Comune e le istituzioni culturali della città, in particolare con le istituzioni musicali. Si conferma Treviso città della musica, quindi un invito a tutti i trevigiani e non solo, anche ai tanti turisti che in questo periodo affollano la città, di frequentare e di venire ad assistere a queste rappresentazioni. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.